Oggi un importante convegno, un seminario informativo sul catasto termico, le attività di ispezione sulle manutenzioni delle caldaie. Sì, oggi come CNA abbiamo organizzato questo seminario informativo che serve fondamentalmente a dare delucidazione sulla nuova normativa del catasto termico. Una direttiva del dirigente generale della regione siciliana, dell'assessorato all'energia, ha nel 2012 istituito questo catasto termico che ha come scopo principale quello di mettere a regime tutti gli impianti che producono calore sia nell'eccezione del caldo e del freddo, quindi climatizzatori, pompe di calore, termosifoni, caldaie. Il catasto termico che è stato istituito ma che dovrà andare a regime ha una duplice valenza, intanto perché farà chiarezza e ordine su tutti gli impianti installati nel nostro territorio regionale e naturalmente anche in funzione delle eventuali manutenzioni da fare, quindi in termini di sicurezza degli impianti. Sappiamo quello che può succedere con uno scoppio di una caldaia o con un problema particolare. Dall'altro punto di vista, mettendo a regime il catasto termico, avremo contezza dell'obsolescenza degli impianti, quindi potremo intervenire anche in termini di risparmio energetico, di tutela dell'ambiente, quindi ci sono diversi obiettivi che vuole raggiungere l'istituzione di questo catasto termico, che in Sicilia è partito, sebbene è partito in ritardo. Vogliamo dare questo input ai nostri associati per dare dimostrazione che la CNA è sempre presente nel territorio per le problematiche che nascono, ma anche per dare informazione e formazione su quello che è la legislazione in tutela dell'ambiente, dei luoghi di lavoro, eccetera. Sicuramente parliamo della sicurezza e che tutto debba essere operato in modo trasparente, in linea con quelle che sono le disposizioni in materia, soprattutto in questa fase in cui si parla di efficientamento energetico collegato al superbonus. Ecco, questa è una giornata importante di formazione che abbiamo offerto ai nostri associati, a tutti gli operatori del settore, perché abbiano piena contezza di tutti gli adempimenti, di quanto occorre per poter fare tutto in regola, per poter rispettare le leggi, per poter rispettare quelli che sono gli adempimenti che occorrono, e quindi abbiamo colto anche la disponibilità e la sensibilità dell'organismo di ispezione che è stato attivato dalla Regione attraverso un nuovo servizio della piattaforma per mettere a disposizione tutte le conoscenze e tutte quelle che sono gli adempimenti ai nostri associati. Quindi è una giornata importante perché, come diceva bene lei, si parla di un tema di grande sensibilità, si parla di un tema importante come quello dell'efficientamento energetico, che riguarda anche e soprattutto la sicurezza negli edifici, negli immobili, e quindi la sicurezza delle famiglie. Per cercare di mettere gli operatori nelle condizioni di conoscere quelli che sono gli adempimenti, quindi la CNA ha voluto organizzare questo momento importante di incontro, ma soprattutto per trasmettere quelle che sono le disposizioni che ovviamente bisogna rispettare per quanto riguarda il catasto termico, un argomento, un tema di grande attualità, a maggior ragione in questo periodo, soprattutto anche alla luce del superbonus, quindi in cui il tema dell'efficientamento energetico è un tema che trova grande riscontro nel territorio. Noi come CNA abbiamo anche la piattaforma, anzi più di una piattaforma per quanto riguarda il superbonus, e quindi sotto questo aspetto stiamo anche facendo un lavoro importante nel territorio per l'efficientamento energetico degli immobili e anche per la messa in sicurezza, perché come sapete c'è anche l'aspetto del consolidamento, quindi le opere antisismiche. Ma tornando al tema, ringrazio i nostri ospiti che hanno accolto l'invito. Sono i due relatori che adesso poi sentiremo più avanti, dell'organismo Ispezione Impianti Termici, la nuova società. Il senso dell'iniziativa di oggi è quello di fare una campagna informativa sul territorio anche della provincia di Agrigento, che metta tutti i manutentori, i cittadini della stessa territorialità
in condizioni di conoscere quelle che sono le attività che la Regione Sicilia ha affidato a organismi di ispezione impianti termici a partire dal 3 marzo di quest'anno. Dal 3 marzo infatti è attivo in Sicilia il nuovo catasto, il sito è raggiungibile curi.it, www.curi.it, all'interno dello stesso si possono trovare tutte le informazioni necessarie per attivare il servizio da parte dei manutentori, dei cittadini e degli enti locali che rientrano all'interno del territorio della provincia di Agrigento e che per competenza potrebbero avere la disponibilità degli impianti domani installati nel territorio provinciale. Sì, l'organismo ispezione impianti termici si occuperà di effettuare gli accertamenti su tutti questi rapporti di controllo di efficienza energetica che verranno trasmessi dai cittadini tramite i loro manutentori in via telematica, esclusivamente telematica, per verificare quindi la conformità degli impianti termici e effettuerà anche le ispezioni in loco direttamente su alcune tipologie di impianti che saranno segnalati potenzialmente pericolosi o impianti centrali termiche di potenza superiore a 100 kW. Quindi una volta che l'ispettore effettuerà il controllo ci dirà se l'impianto termico è a norma oppure no. Nel momento in cui viene trovato non a norma, il responsabile viene invitato a trasmettere la documentazione, quindi a chiamare un tecnico, un manutentore, per inviarla al catasto e chiudere la pratica. Questo al fine di rendere tutti gli impianti, oltre che a norma, maggiormente efficienti e diminuire l'inquinamento.